Professore Serafino, la prego di accomodarsi qui perché io l'ho presentata. Prima ho detto che l'abbiamo vista. Fate un applauso al professore Serafino che per la prima volta viene a trovarci. Ma io ho detto, ed è assolutamente così, che lei ha avuto il piacere, certamente anche l'onore, di partecipare come ospite fisso della trasmissione Bulldozer, cos'era, Rai 2? Sì, Bulldozer Rai 2, con Enrico Predolino e Federica Panicucci. Con la Panicucci, no, che saluto. Bertolino, Enrico Bertolino. Sempre. E meglio la Panicucci, sicuramente. No, tra l'altro, sì, una mia amica, abbiamo lavorato a lungo a destinazione molto Sanremo per 3 mesi. Allora, professore, insomma, esattamente, lei chi è? Allora, sono un professore. Professore di che cosa? Sono docente di claustrofobia all'Università di Gela. Allora, scusi un attimo, intanto cominciamo. A Gela all'università non c'è. Ah, no, c'è. C'è? Che è abusiva. No, come abusiva? Sì, non a Gela all'università è abusiva. No, vabbè, però voglio dire, la claustrofobia che cos'è? Uno fa il docente di chimica, il docente di filosofia. Perché siccome mi dovevo inventare un lavoro, allora mi ho inventato questa laurea che non c'era. Infatti, quando mi hanno incontrato gli universitari, dice, buona questa claustrofobia, di cosa si occupa? Si occupa un po' di tutto, diciamo, e che me l'ho inventata io, capito? Perché non c'era, è come quando il primo che si è laureato, chi l'ha laureato? Nessuno, no? Perché si è laureato lui. E io pure mi sono laureato di claustrofobia. All'università di Gela, abusiva, vabbè. No, non lo diciamo. Non lo diciamo, vabbè. E studiamo varie cose, tipo ad esempio, ultimamente stiamo studiando come poter, diciamo, utilizzare la matematica per combattere la criminalità, però dal profondo, diciamo, della nascita della radice. Non capisco, scusi. Allora, abbiamo fatto un esperimento di utilizzare appunto la matematica con la tecnica della formula inversa. La formula inversa, sa quando tipo 6 per 9 fa come 9 per 6, no? Certo, lo so, ma quanto fa? Che nel senso che sommando, come si dice, spostando gli ardenti, le somme non si scompongono. Allora io ho fatto, diciamo, tipo, abbiamo preso come esempio uno scippo. È il più classico, diciamo. Cioè, se si parla di criminalità, lo scippo fa parte della criminalità. Di solito normalmente lo scippo come si fa? C'è la vecchietta che cammina il marciapiede. Purtroppo è così. E poi passa il motorino e ci scippano la borsetta. Cioè, non lo so, a Gela fanno così, non lo so a Catania. Sì, lo fanno dappertutto purtroppo, va bene. Sì. Allora io ho detto, proviamo questa formula inversa. Ho detto, ora io mi metto del marciapiede, appena passo un motorino, ci faccio lo scippo. Ho capito, sì. Allora mi sono messo il marciapiede e guarda caso sono passati proprio 2 ragazzi che uno c'aveva il marsupio dietro, no? Appena è passato e ci ho levato il marsupio. E poi si sono fermati e niente. E che è successo? Mi hanno scassato ammazzato. Vabbè, d'accordo. Io a dire, diciamo che la formula inversa non ha funzionato. Non mi credeva, è un esperimento, non volevo sapere niente. Io mi auguro che non funzioni più neanche l'altra formula, quella attuale. Stiamo sperimentando. Vabbè. Poi ad esempio pure facciamo anche delle cose tipo per le persone. Tipo sulle pubblicità, ad esempio. Noi spieghiamo molto spesso, come primo argomento, cioè l'insetticida per le zanzare. Insetticida per le zanzare, sì. A che serve che sterminino le zanzare, però a che serve che poi deve arerare il locale? Arerare il locale prima di soggiornare. Perché se no fai la fine della zanzara. Ma se areri il locale, non entrano di nuovo le zanzare? Cioè, ma io non l'ho capito, a che serve questo? Oppure carta igienica profumata. Non serve a niente, non profuma, ti devi lavare, dottore La Rosa. Sì, va bene, ma perché mi dice queste cose? No, perché noi studiamo queste cose. Ho capito, bene. Però, diciamo, io qua, per questa sera, avevo portato una cosa che sempre che ho inventato io, una poesia seria. Su che cosa? Delicata, diciamo, dato che magari può essere, che questa è la prima volta che sono qua, no? Potrebbe essere anche l'ultima. Allora, vorrei approfittare, diciamo, per dedicare questa poesia alle donne. Allora, donne, ascoltate questa poesia. Scriva, reciti questa poesia. Sì, che ha portato i fogliettini? Sì, perché quando mi sono inventato il personaggio l'ho fatto un po' particolare che soffre di amnistia, no? Sì, così almeno le persone che dicono ma questo mentre che parla si dimentica. Che stavo dicendo? Appunto, lei soffre di amnesia. E niente, allora io inizio, diciamo, definitivamente. La recita leggendo. Sì, perché ci vuole una recitazione proprio. Aspetta che mi faccio il tamponamento. No, il tampone si chiama. Sì, il tamponamento. Sì. Allora, stiamo studiando la matematica. No, questa già l'ho detto. Questa la matematica per la criminalità. Allora, questa pure allora, la poesia si intitola Donna perché? Donna perché, va bene. Donna perché è semplice.
Allora, vado la concentrazione. Sì. Vado la Certe concentrazione. volte non capisco, vabbè. Prego, no, vada. Casomai si vede la replica dopo. Sì, la capisco anch'io con la signora, sì, questa è carina, va bene. Io e la signora ci vediamo la replica dopo, va bene, professore. Prego con la poesia. Sì. Donna, perché se io ti dico, donna, ci vieni a ballare con me? Donna, ci vieni a ballare con me? Tu mi dici di no, Però poi la stessa domanda te la fa Salvo Rosi e ci dici di sì? Non sei coerente, donna. Esatto, sì. Donna, ma perché mi hai fatto fare una figura... Brutta. Una figura brutta quando siamo andati a mangiare dall'amico mio negro che mi ha invitato a mangiare un amico mio negro, no? Di colore, allora, sì, di colore negro. Di colore negro, va bene, d'accordo, sì. Sì, e allora mentre mangiavo già a buon punto, io arrivato a un certo punto che era quasi finito di mangiare, mi sono e ho fatto un rutto. Sì, proprio. va bene, sì. Sì, perché? Sì. E lei dice, maleducato. No, perché nel mondo arabo musulmano è di gradimento, perché tu mentre mangi fai un bel rutto ed è un sintomo di gradimento. Vuol dire che è e prende lei e mi fa, allora si possono fare anche i scorreggi. E si è fatto scorreggi. Che c'entra i scorreggi? No? Perché non è sempre mangiare? Sì, ma è mangiare di ieri però. Cioè, che so io dove sei andata a mangiare tu ieri? Cioè, ma io non l'ho capito. Non è la stessa cosa. Va bene, poesia, ancora poesia, sì. Donna, tu che dici che io sono crudele, che dici che io sono crudele con gli animali. Lo dice lei che ho avuto io un'esperienza che la mia fidanzata, lei che amava molto gli animali, coniglietti, cricetini, uccellini. Sì. Allora io sapevo questa sua passione e per il regalo di San Valentino c'era un negozio cinese, era in offerta, giapponese, cinese, e ci ho comprato una pellicetta di cricetini, no? Ma si è arrabbiata, questo è... E poi invece si è arrabbiata quando io camminavo con la macchina e un coniglio si è buttato sotto la macchina, un coniglio. Io non è che si è investito lui, cioè non lo so come mai, questi vedono di notte. Ora io mi sono fermato, ho visto il coniglio, era morto lì e l'ho messo nel comodo perché poteva essere pericoloso, un'altra macchina. Come si è arrivato a casa, il coniglio era vivo, partite che era svenuto. Allora ci ho detto, vabbè, ora ci diamo una bella cosa. No, tu non lo ammazzi così. Come lo devo ammazzare? Ecco, troppo crudele. Ci penso io. Cosa che ha fatto? No. Ha aperto il freezer e l'ha infilato del freezer, vivo. All'indomani il coniglio era messo così, di porcellana, morto. E niente. E lei dice che sono crudele io. Donna, scusate, donna, perché? No, questa non mi piace. Finale. Donna. No, il finale c'era quella della spalliera del letto. Vabbè, niente, allora questa la leviamo. Il finale. Donna, perché quando io sono arrivato in mezzo a voi, tutto contento, e vi ho detto, guardate ragazzi, mi ho comprato il giubbotto Calvin Klein. Tu mi hai umiliato dicendo ignorante. Non si dice Calvin Klein, si dice Calvin Klein. Scusa, donna. Scusa un secondo. Ma lui, Calvin Klein, per caso lo sa come mi chiamo io? No. E allora che minchia me ne fotte mia come si chiama io? Cioè, ma non l'ho capito io. Donna, sono stufo di corteggiare. Si calmi, sì, anche perché c'è l'ultima che proprio è di una calmezza. Effettivamente Calvin Klein non lo sa come si chiama lei, è chiaro. La mia soddisfazione della mia vita. Sì. Donna, ti ricordi quando eravamo piccoli che andavamo all'alimentare insieme, no? Alle elementari, sì. Alle elementari. E sei andata a casa mia a farci i compiti, tu sei venuta... E io poi a un certo punto ho detto, senti, ma perché in cambio di farci i compiti non facciamo un gioco che ho inventato io? Dice, sì, e qual è? Niente, io ti metto la benda negli occhi e poi tu devi indovinare quale dito ti metto in mano. Stia attento, professore, questa è l'ultima per la donna. Donna, ti ricordi che quella cosa che hai ricordato era che quello strano dito ci mancava l'unghia? Non era il dito, donna, non era il dito. Va bene, il professore Serafino, grazie. Si accomodi, professore. Guardi, lei veramente va in un'università abusiva, è proprio il caso di dirlo. Sì, ma non lo diciamo. Non lo diciamo, va bene.